È allo studio della Regione Liguria un disegno di legge che si pone come obiettivo primario la rigenerazione del territorio, sia urbano sia agricolo, al fine di fronteggiare i fenomeni di spopolamento e abbandono. Nell'ambito di Expo Fontana Buona è stato fatto il punto su quella che si auspica possa diventare una normativa regionale vera e propria. Duplice la finalità. Da una parte agevolare quelli che sono gli interventi di rigenerazione urbana, quindi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, degli agglomerati urbani, anche di singoli edifici, e dall'altra parte quello di contenere e di contrastare il fenomeno dell'abbandono del territorio agricolo. Il seminario, diretto principalmente da architetti e geometri, si riferisce anche ad enti ed istituzioni che, se il disegno diventerà legge con l'approvazione in Consiglio regionale, potranno incentivare azioni mirate a custodire e salvaguardare il territorio. Sotto due profili: uno prettamente normativo, cioè quello di agevolare alcuni interventi ancorché non siano previsti proprio dalla normativa, dagli strumenti urbanistici locali, quindi dai piani regolatori, ma dove vi sia la volontà proprio dell'ente, l'interesse pubblico a portarli avanti, quindi snellendo e agevolando i percorsi di approvazione di questi interventi. E dall'altra parte proprio delle misure di incentivazione, quindi tipo fiscali, di riduzione degli oneri. In tale direzione la Fontana Buona potrà diventare un vero e proprio laboratorio in cui sperimentare forme di rilancio anche economico. Il territorio della Fontana Buona in qualche maniera può essere paradigmatico, un vero e proprio laboratorio per l'applicazione di questa legge che speriamo diventi operativa al più presto. Gli addetti ai lavori sono molteplici, sono i tecnici, sono gli amministratori locali, sono le aziende, i semplici cittadini che hanno la necessità di rigenerare, di ristrutturare, di intervenire sul territorio per la propria azienda, per la propria casa, per migliorare proprio il territorio in cui vivono.